Ma credo che la risposta l'abbia fornita in maniera ineccepibile l'onorevole Goicis prima, quando diceva che la situazione è irrisolvibile. Chiunque si trovi a governare non ha in mano gli strumenti per poter risolvere questa crisi. Dati non sono opinioni. Man mano che è aumentata la pressione fiscale è continuato ad aumentare anche il debito pubblico. Allora, a che cosa serve buttare, come lei giustamente chiedeva, buttare queste risorse in un calderone che sotto è completamente bucato? È un prelievo di risorse, in particolare dal Veneto, che vengono buttate in questo calderone. Perché non sono d'accordo, prima mi trovavo d'accordo con l'assessore Donazan, ora vorrei contraddirla, quando dice che è una situazione nella quale tutta l'Italia soffre. Attenzione, riferisco non opinioni mie ma dati di Fitch e di Standard & Poor's, due autorevolissime per quanto criticabili agenzie di rating. Hanno dato, sì assessore, però hanno dato all'Italia la tripla B, è appena stata retrocessa, sostanzialmente un'affidabilità pari a quella della Bulgaria, vado a memoria, mi pare che abbia la tripla B. Viceversa, pur avendo attribuito la tripla B anche al Veneto, hanno riconosciuto che questa tripla B è dovuta al fatto che il Veneto si trova nel sistema Italia. Se il Veneto fosse per conto proprio, non sono parole di un indipendentista ma sono parole di Fitch, godrebbe della tripla A. Allora questo va anche a merito, questo va a merito anche di chi amministra il Veneto, ma va a merito prima di tutto dei veneti. Cerchiamo di capire bene, vogliamo continuare a farci rapinare delle nostre risorse per spedirle altrove, per esempio a comprare gli F-35? Perché quando lei mi dice, assessore, ma vanno a finanziare anche aziende, a creare posti di lavoro in aziende come Alenia, benissimo, nessuno più di me è favorevole all'iniziativa privata, all'impresa, purché non siano finanziate con i soldi pubblici, perché non dimentichiamo che non stiamo parlando di un'azienda che chiede un aiuto per poi poter remunerare lo Stato. Qui parliamo di un'azienda che sta godendo di commesse che derivano dal sistema pubblico. In questa situazione, non so come la possa pensare lei, io sono contraria. In questa situazione far pagare gli utili poi di Alenia, perché è tutto da vedere che vengono reinvestite, ma gli utili di Alenia a tutti i contribuenti, personalmente non mi vede d'accordo nel momento in cui si va non a finanziare un ospedale o la costruzione di una strada, ma si va a finanziare una spesa di quel tipo. A me personalmente, cioè, a differenza sua, di essere... La domanda è, lei è contrario alle spese militari? A questo tipo di spesa militare assolutamente sì, sono contrario. I soldi per gli F-35 andavano spesi in un altro modo. Sono d'accordo senza nessuna riserva mentale con quello che lei ha appena detto, cioè sul fatto di andare a colpire duramente chi si è reso responsabile, chi si fosse, uso il condizionale fino a prova contraria, chi si fosse reso responsabile di ruberie, di malaffare e quant'altro. Però mi ha colpito prima quello che diceva anche il consigliere Bozza, riferito, e torno, me ne scuso al discorso lavoro, brevissimo ma importante. Non è vero, o forse era vero un tempo, ma non è più vero oggi, che i nostri ragazzi non sono più disponibili ad assumere anche le mansioni più umili. Perché tutti noi, penso, ciascuno nel proprio ruolo, si trova quotidianamente la gente, i ragazzi e, come diceva l'assessore, il cinquantenne che ha perso il posto di lavoro, che bussa alla porta disperato, mi dai una mano a trovare un posto di lavoro, non un ordine sia chiaro, dobbiamo tutti impegnarci a finirla di disprezzare il nostro Veneto. L'invito è quello di fare tutti squadra per ribadire come nel nostro Veneto ci siano le professionalità, e lo diceva prima l'assessore Donazan, che sono state formate con l'impegno e con le risorse dei nostri veneti, della nostra amministrazione. Ci sono le istituzioni, guardo i sindacati, guardo anche i partiti di sinistra, come il collega qui a fianco, che dice dobbiamo tutelare gli ammortizzatori sociali, ma non dimentichiamo la ricchezza che abbiamo, finiamola, e mi riferisco anche a una puntata precedente, il direttore se la ricorda, di parlarci male addosso. Siamo ancora una terra, una civiltà ricca, ogni giorno di meno ma ancora ricca, e cominciamo a morire di fame. Chiediamoci quali possono essere le soluzioni.